aveva ragione la mia mamma quando mi diceva Tore, studia, applica, così potrai raggiungere un posto fisso e sicuro. E adesso io sono qui e sono un avvistatore primario. E intanto, io, a dire la verità, volevo fare l'inventore. Mi sarebbe piaciuto molto fare l'inventore. Ho già inventato tante cose. Prima cosa che ho inventato, stazione d'avvistamento. Pensavo di chiamarlo un drago, ma hanno detto che fa confusione con Satana. Allora ho deciso di chiamarlo l'urano. Poi lassù in alto, sempre con la canna, ho inventato l'avvicinatore. Per vedere da lontano molto più. E adesso sono davvero un grande avvistatore. Però devo ringraziare ancora mia mamma. Oh, senti la voce meravigliosa della mia dolce metà. E figlia, cosa è successo? Sono qua, dimmi, amore mio. Figlia mia, che cosa ha combinato l'Aurelia questa volta? E tu che cosa lei? Solo stigliato. Lo spirito del sacro cardene. E come mai questa cosa? Male, ciò non si deve fare. Non studia dallo suo concorso, adesso vado al centro del suo villaggio. No, questo non deve mai succedere. È sempre meglio piuttosto che un posto di fantasia, anche se bello, allegro e soprattutto ma molto meglio a noi altri e guadagnare un altro tempo. Ci penso io, ci parlo io, vedrai che a me mi ascolta. Sempre a Icci su voi. A voi t'ascolta. E a me no. E scrivo linda e picca con tutta su mano. Tocca la scala metti anno. No, e figlia, scusa, figlia. Hai preparato? Hai preparato il coltello? No. Ora, brutto. Sempre così va a finire. Abbonato. Ma lasciamo perdere le angustie. Adesso devo andare a fare il mio lavoro lassù sull'alta. Dove l'ho visto io? Vado, eccomi qua. Ai. Oh, che botta! Ma non si può. Devo inventare una cosa nuova. Il sollevatore. Abbasso le scale, su per le scale e col sollevatore, eccomi qua. Eccolo qua. Il mio famoso, importante avvicinatore. Io ci metto un occhio e guardo intorno a me che cosa succede. Guarda, là in fondo c'è il villaggio, là in fondo c'è il mare, guarda il mare molto bello. Ma che vedo? Fammi vedere meglio, fammi vedere. Vedo dei puntini rossi lungo la linea dell'orizzonte. No, non sono puntini, sono vele, le vele dei felici che non sono amici. Ehi voi del villaggio, preparatevi, scappate, mettetevi al sicuro, stanno arrivando i felici. Che non sono amici. No, adesso io vi devo portare via tutto, non gli posso lasciare più nulla.
no. Cannapopulo! Capito? Che succede? Capito? Cannapopulo. Quante volte te lo devo dire? Queste cose non devono più succedere. Che dici, capitano? Che dici? Ah, che dico? E quel villaggio tutto bruciato, capito? La notte fa ancora un po' freschini e i marinai avevano freddo ai piedi. E abbiamo acceso un fuocherello. Ah sì, e tutte le pecore brustolite, capito? Il fuoco ce l'avevamo già, un budellino vuoto nella pancia e abbiamo approfittato, una bella sinergia, arrosto col fuoco. Ah sì, e non mi vorrei dire per caso che tutti quei vecchi che avete preso a pedate e frustate, e quello capitano è stata una cosa veramente bella stata, molto bella e molto, come dire, buona da fare. Buona da fare il maltrattare i vecchi. Capito? Avete visto come correvano allegri i vecchi? Scappavano come fossero ragazzetti di 15 anni, 14, buona forza, ringiovaniti. Che la popolo non ti permette. E adesso, fate, lei si fa, non me ne vado, senti qua. Oh no, finalmente un po' da solo, non lo sopporto più. Ma senti il rumore del vento. Soffi, entra nelle camere e produce un suono. Senti che bello. La natura. Questa è la bella cosa del mondo, la natura, vedere controllare le situazioni. E che senti? Nasconditi che se ti vedi scalpopulo è un disastro. Vai, fatti nascondere. Io spero che non mi veda. Uè! Anche se mi vedono come un'altra cosa. Liberata, avete visto una pecorella? Sembra ancora un evocativo così. Pecorella, vieni qua. Vieni qua che ti devo mangiare. Dove vai? Dove scappi? Mamma mia, mi è scappata. Metto. Cannapopolo, che stai a fare? E che faccio? Tenere una famiglia a lui. Cannapopolo. Cannapopolo. Quindi la vita non me ne vado, Non ti vuoi mantenere niente, capitano? Non hai detto il mio secondo parlato con antipatico. Continuo a suonare. Cannapopolo sono no. E io sento, senti che meraviglia. Mi si viene quasi voglia di danzare, di volare nell'alto del cielo su questo rumore. No, è musica, non è rumore. E tu chi sei? Nessuna. Come nessuno? Ti vedo, ti sento. Sì, sono io. Chi sei? La musicista. La musicista. E... La netta. Ah, capito. Va bene. Dimmi, che cosa c'hai in mano? Ah, vattene, io non ci sono. Girati. Tu non ci sei, ma io ti sento. E sento anche che hai qualcosa in mano che Ah, suona. ma io non voglio parlare con te. Non ci parlo. E perché non parli con me? Posti anche certo. Perché? Hai fatto bruciare il villaggio. Arrestito le pecore. Umiliato i nostri vecchi. E poi ti chiedi perché io non voglio parlare con te. Ma scusa, noi siamo felici, navigatori. Razziatori, ecco cosa siete. Ma come? Perché? Giriamo il mondo per portare le nostre mercanzie e prendere i costumi delle altre persone, ma che imparare a suonare il flauto come hai suonato tu. Tu puoi imparare a suonare
faccio una preghiera. Vorrei davvero divertirmi anch'io come te con il tuo flauto. Mi insegni a suonare? Ma tu sei un istruttore, non un suonatore. Se mi dai il flauto, ti prometto che torno all'accampamento e blocco tutto questo orrore che sta succedendo. No, non ti insegno. Che peccato. Mi sarebbe piaciuto veramente tanto. Me ne tornerò all'accampamento. No, Che succede? no, Oh, ciao Pecorella. Come sei dolce. no. Tu sì che sei dolce, grazie. Va, torna dal tuo padrone. Torna dalla tua padrona, va. No, Che ancora? no. Mi stai portando il flauto. Grazie. Come sei gentile. Eccolo qua. Non lo prendevo. Così adesso posso imparare. Ma torna dalla tua padrona e ti ringrazio ancora tanto. Ciao. Così potrò finalmente tornare. Chissà come si fa. Quello è un grande antipatico. Un feniccio, anzi, un feniciaccio. Ma per fortuna almeno mi ha lasciato la netta. Certo però, con quei bei capelli, con quel naso così affilato e quei riccioli imposti racchiati, vero la netta? Sì, è un tipo strano, però è diverso, perché lei non impara a suonare la netta. Pensa, vuole imparare a suonare. Canetti, andiamo a riposarci. Dobbiamo prepararci per la lotta. Sarà lunga e difficile, ma forse potrebbe anche essere bella. Mi insegnerò a suonare. Non se ne può più. Tutta notte ho capitato io con quel flauto in mano e fri fri qui e fri fri là e suona qui e suona là. Non abbiamo più la notte. Ah, almeno avesse usato una canna, ma una canna da pesce. Potevamo stare a prendere qualche pesce molto bello da mangiare e mettere dentro la panza. Ma invece no, free free, di sotto, di sopra, da tutte le parti. Con tutto il tuo amico, mi fa vedere un po' così, un po' schifo. Guardate, in tutte queste riunioni, con tutte le scatole, chissà quante brutte bestie ci stanno, sicuramente ci stanno zanzare. A me le zanzare fanno un po' schifo, ci stanno farfalle, che schifo e farfalle, ma soprattutto ci stanno i formiche. Avete presente i formiche? Dentro il naso.
pure dentro i panini, le formiche dentro i panini, che schifo! Guarda che c'è qua, guarda, la formica nera. Uè, non ti ancora ancora, lei, partire, no, una formica in meno al mondo, che bello, mi sento rilassato, mi sento una presenza estranea qua dietro le spalle mie. Mi sentivo un poco osservato, Vedete, quando vedete c'è qua, magari c'è questa una formica ancora, se arriva una formica, gli faccio un macello, faccio un fornicello. E che? Oh, che sei? Oh, aiuto! Aiuto! Scappa! Scannavamo scappa! Meglio free! Meglio free che la formicona! Certo, è un felice, ma anche un bel portamento. Anche un bel portamento, però è un feliciaccio. Ma sento qualcosa in lontananza, come se fosse il vento. Oh! Eppure, però se ci penso, quel feliciaccio ha anche due belle mani. E pensa a cos'è? Belli e gentili. Ma senti questo rumore? È il vento che fa suonare le canne. E poi, se ci ripenso, è proprio... Vabbè, voglio provarci? Ecco qua. Basta soffiarci dentro. Eppure quando ero bambina, con un filo d'erba tra le dita si sentiva la musica. Ma probabilmente non di più. Che bello, ci sono riuscita! Devo imparare a suonare ancora e ancora! Oh, hai capito? Nimbus? Hanno imparato a fare il suono continuo con le canne. Più che visto, io l'ho sentito. Come senti il volo. Ah, un insetto! Oh! No, non devo fare chiasso. Nascondiamoci, devo continuare a studiare questa meraviglia. Capiamo. Sì, ebbene sì, a forza di provarci sto imparando a suonare con la canna e forse potrò farmi sentire da quella bella pastorella. Ma adesso devo controllare tutta la natura, guarda quanto è bella la natura. Sì, sì, bellissima. E mi guardi tutti della natura. Guarda, un'ape delicata, dolce, come il miele che produce. Ciao Apetta, come stai? Vuoi ballare che io suono? Ai ai ai, punto! Maledetta, non sempre la natura è al posto giusto. Aiuto, aspetta. Ah, meno male. Capitano. Ah, ecco, Canapopolo, che c'è? Capitano, ti devo confessare che così non va bene.
un capitano virile. E non devi giocare con le carte, devi giocare con le spade, con le mazze. Ma tanto mai, perché io sono qui per fare un duetto. Un duetto. Ecco qui, e qua non c'è nessuno. Vuoi fare un duetto col piccolo? Attento a come parli. Questo non è, ripeto, non è un piccolo. È il piccolo, hai capito? Oh, comandante. Comandante, va buono, va. Me ne vado a dare qualche lavoretto al comandante. E ti prego, vai poco, rimani là e non annoiarti più. E io ho da fare col mio flautino. Devo convincere questa pastorella serve. Oh, ciao tesorella. Hai sentito che sono diventato bravo a suonare la canna? Hai capito, hai capito. Fai una cosa. Che mi hai detto proprio vicino. Così potremo davvero, finalmente davvero, fare un bel duetto. Io ma il suono non finisce mai, il suono è continuo, non c'è mai una pausa, è una magia. C'è un trucco che solo io conosco. Dai, insegnamelo anche a me che voglio impararla. Sarebbe facile. Si tratta di respirazione circolare. Bisogna inspirare e espirare, ma contemporaneamente. Non ho capito niente. Mentre inspiri con il naso, poi devi soffiare nelle canne e il suono sarà continuo. Allora, se avrei capito, e poi il suono è continuo. Sì. Allora, ci provo, guarda che è facile, molto facile, ci provo subito, Ispirazione. Ispirazione. Mi sto affogando! Ma è difficile, Certo, ma è molto difficile. è difficile e più tu hai fretta di imparare. Ti devi allenare molto, moltissimo, per un sacco di giorni. Arrivederci, torna solo quando avrai imparato. Respirazione circolante. Capita! Capita! E tu che fai? Capita? È tutto pronto. Mio capitano, tutto è pronto per cosa? Come per cosa, capitano? Tutto è pronto per la partenza. Tutto è pronto. Ma hai controllato proprio tutto? Oh, certo, capitano. Provviste tutta carità. Scatole visionali, remi aggiustati e siamo pronti a partire. Ma allora è proprio tutto pronto. Certo, capitano. È tutto pronto. E le vele? Le vele, capitano. Che vuoi dire con le vele? Bisogna cambiare le vele. E da quando in qua si cambiano le vele? Da sempre. Città da popolo. Le vele sono la nostra bandiera. Dobbiamo far vedere che siamo gente tranquilla, preparata. Devi sostituire, lavare le vele. Capita, ma la guarda, quando te lo dico io. Vai, sei fatto, Ma capita, sei sicuro? Sì, vai. Sicuro, sicuro, sicuro. T'ho detto vai, e vado, capitano, non è fretta, E vai una volta buona. E mi raccomando che le vele siano lavate, stirate e senza pieghe.
partire, ma come faccio se non mi alleno a suonare? Intanto devi allenarti a fare esperienze per imparare. Ma non ci riuscirò mai se tu non mi insegni. Allora, sai cosa facciamo? No. Ascolta, tu suoni il flauto, che ormai è la tua canna, e io invece suonerò le mie e possiamo fare un duetto. Mm? Sì, un duetto, io con una canna sola che non me la cavo. Tu, insomma, abbastanza bene, non benissimo, e tu con tutte le tue canne. Fatto, capitano, ancora quasi. Capitano, abbiamo risolto, abbiamo lavato le vele, ho cambiato pure le vele. Ma proprio adesso. Quasi, quasi, inizio con una canna. Dai, vai! Che dici, capitano? Ascoltami bene, ascolta, mi dà fame. Le bonacce, belle le bonacce, le tempeste, bene le tempeste, bene, quelle sono quelle belle, su e giù, dove stanno da una parte, i venti, le scorrerie, le scorrerie, con tutti i venti che corrono, dov'è? Te le lascio a te. Oh, me le lascio a te. E tu che fai? Io mi fermo qui. Capita, capita, per una canna. No, perché qui c'è la natura vera. Qui ho imparato tante cose. Vai, ti lascio andare, capitano, ti porterò sempre nel cuore. Ciao, capitano mio, addio. Vado, andiamo all'avventura. E adesso cosa farai? Il pastore, Perché il pastore? io posso stare qui vicino a te. E chi te l'ha posto? È solo perché mi devi segnare la circolazione. Ancora? È una cosa difficile. Quindi solo per quello. Va bene. Ma allora hai deciso di restare? Sì, questo qui perché mi devi insegnare Sì, ma la cosa, per... il cosa. Ma perché vuoi restare davvero? Per la... Per la... Per la musica. Ah! Sì, però tu poco fa parlavi di passione. Due persone. La prima è la musica Sì, e la seconda... la seconda, il vedo, la seconda è la netta. E cosa vorresti fare con la vita? Vorrei dare un bacio. Un bacio? Un bacetto. Un bacetto. Va bene. Allora, girati e chiudi gli occhi. Sì, quando mi ricordi come conto. Chissà, se vicino là dove c'è un bacetto, anche solo sulla punta del naso. Perché ti do un bacio. Ah, mamma! Povera pecorella, scusami, non ti volevo baciare, volevo carezzarti. La netta è la pecorella. Ma se ti piace te la regalo. No, è tuo. È tuo, non vorrei, se ho capito male il nome, non vorrei che tu sia offesa, Ah, questi uomini. Ma la netta, la pecorella, vuole bene anche a te. Sì, anch'io voglio bene a lei. E non solo. Stai pensando a qualcosa? Sì, sto pensando a una splendida musicista. Coraggio, capitano, mio capitano, dimmelo a parole chiare. Musicista, Oh, beh, è così difficile dire le cose a una donna. musicista, se non so il tuo nome è ancora difficile di più. Ma allora, a parte che non hai capito ancora niente della respirazione circolare, e va bene. Quello non mi interessa per nulla. Io sono la mia
Bacio fa un duetto sempre con te. Oh, facciamo un duetto, ma sei proprio sicuro? Sì, il duetto. Io metto io col flauto e tu con tutte quelle canne. È meraviglioso. E poi sempre con la nota per lui. Ciao, Claudia. Wow! Oh, oh! Che sballo la storia! Insomma, ti stai sempre lamentando, non è possibile. Quindi era questa la nascita delle Launetas. Non vedo l'ora di scrivere un libro sulla loro storia in nome del mio nonno. Sì, Andreas Benson, sì, proprio lui, lo so che è il mio nonno, grazie. Beh, andiamo a vederci un film? Hai sempre freddo?